Informo i sostenitori delle squadre che ogni comportamento discriminatorio di ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e penali in danno delle rispettive società. Appassionati di futsal, ben trovati al Pala Don Bosco. Si gioca l'incontro tra Villauria e Real Termini, valido per la semifinale playoff del girone B del campionato nazionale juniores, di fronte rispettivamente alla seconda e la quinta forza al termine della regular season, al termine delle 14 giornate giocate, anzi la seconda e la terza, corretto, perché la prima e la quarta si affrontano sempre oggi, ovvero sia la squadra che ha vinto il girone, ovvero sia il GEAR di Piazza Armerina, e l'Atletico Canicattì. Quindi chi vince affronta la vincente di questa partita, naturalmente sempre seguendo il fattore campo per la squadra meglio piazzata tra le due vincenti di queste semifinali. Andiamo anche a vedere come si andranno a schierare i quintetti. Roster come sempre molto ridotto per la squadra solitamente guidata anch'essa da Giorgio Lembo, allenatore della prima squadra, che oggi però non è presente in panchina. Dall'altra parte al completo il tandem tecnico con Speciale Bertucci, che guideranno la squadra in quello che è il prosieguo di un vero e proprio tour de force, iniziando gli impegni a livello nazionale, a livello regionale e anche con la larga rappresentanza della formazione juniores nel computo della prima squadra. Ricordo che si è giocata mercoledì scorso la gara a livello regionale contro il Palermo Calcio a 5, che ha portato la vittoria della partita e del girone al Villauria, ma consentito in ogni caso ai rosanero di mister Cammareri di qualificarsi per la Final Four di Marsala. Si gioca martedì e mercoledì. Siamo in attesa di scoprire se saremo noi di Sportissimo a fare da media partner alla manifestazione. In ogni caso daremo informazioni quanto prima. Intanto comincia l'incontro qui al Pala Don Bosco. Villauria, che ricordo ieri per quanto riguarda la prima squadra, è uscita sconfitta proprio qui dall'impianto salesiano contro il Città di Acri, squadra che ieri ha conquistato matematicamente la salvezza, risultato che non pregiudica l'eventuale caccia a un posto in extremis sul treno playoff per la squadra di Antonio Gallo. Ecco, vediamo l'andamento della partita con Azzarello, Minnone, Scalavini. Fate attenzione alla palla, subito recuperato da Real Termini, pallone poi calciato verso la porta, che finisce sul fondo. Il tentativo da parte di Assunção Paesano. Tentativo di Paesano che ci porta subito alla mente anche quella che è stata la grande assenza in questi ultimi mesi, proprio legata al Real Termini, quella del fratello Giovanni Paesano, squalificato in maniera ingiusta dopo la gara contro il Mirto, che ha portato anche alla sconfitta a tavolino della squadra termitana. Tornando al Villauria, si schiera con Azzarello, Minnone, Ingrassia, Scalavini e Lapiano. D'altra parte già menzionato Paesano. A completare il quintetto ci pensano Basile, capitano Damiani, Fuschi, oggi schierato per l'occasione, uno dei fiori all'occhiello della prima squadra, nonché ovviamente perno della formazione juniores, davanti al portiere Volpe. Qui Minnone non riesce ad agganciare, palla fuori.
palla che viene giocata da Fuschi. Paesano ancora per Fuschi. Damiani la tiene in campo, aggredito subito da Scalavino, palla fuori, rimessa Villauria. Lo Scalavino che batte la rimessa all'indirizzo di La Piana. Minnone, La Piana, Grassia anticipato da Fuschi. Grassia assente nell'ultima gara della regular season, quella vinta nettamente contro il Meriense, presente e come nella partita di mercoledì contro il Palermo Calcio a 5. Su il primo gol, intanto attenzione a Paesano, tocco sotto vincente, Real Termini in vantaggio un po' a sorpresa, ma frutto dell'ottimo inizio di partita della squadra in maglia celeste. In gol Gustavo Assunção Paesano, lui come fratello Giovanni l'anno scorso al Futsal Mazzara, e ne approfitto con quell'occasione per ricordare che la squadra giallo-blu di coach Bruno sarà protagonista nella finale playoff di Serie C1 per andare in Serie B. Intanto fallo di Fuschi su Grassia, abbiamo un rischio della gara. Piccolo problema al crono intanto, che segna 10 minuti, ma in realtà ne sono passati molti di meno. Piccolo guasto al crono, ovviamente tempo che non scorre, perché in questo momento è proprio il tempo il problema. Ricordo che il gol del Real Termini è arrivato a 18:05 dalla fine, quindi saremo appena oltre i 17-17:30. Vedremo anche cosa ci sarà da sistemare. Scorrere il cronometro, probabilmente sarà necessario farlo scorrere fino al momento della ripartenza del gioco. Tra l'altro, visto che poc'anzi parlavo di C1, visto che parliamo di cronometro, ricordo anche la novità regolamentare della prossima stagione, che anche i due gironi di C1, tutti i gironi nazionali di C1 dovranno osservare il tempo effettivo, due tempi da 20 anche nella massima serie regionale, anche un modo per uniformare, chissà, anche a livello infrastrutturale le scuole, portarle magari a giocare anche se al chiuso, nonostante non ci sia l'obbligo ancora in C1 di giocare indoor. Qualche secondino di attesa. Ne approfitto anche per ricordare quello che è l'appuntamento del pomeriggio targato Sportisili dal calcio a 5 torniamo al calcio per la sfida di prima categoria. Real Sultano contro Nicosia si gioca al Palmintelli di Caltanissetta, fischio inizio 16:30, telecronaca di Salvo Geraci, tutto in diretta integrale per scoprire chi approderà in promozione tra queste due squadre. Ovviamente dal 30 i playoff anche per eccellenza e promozione, seguiremo con interesse, considerando le tante squadre, nostre partner impegnate. Intanto dovremmo esserci, sì, 17:45, ci siamo. Terminato il mini tempo da 2 minuti e 15, adesso si può tornare a giocare col primo calcio di punizione della partita concesso in favore del Villauria, che attacca lo Scalavino. Davanti a sé Basile,
converge, palla per la Piana che può scoccare il tiro, preferisce aspettare, temporeggiare, lo ferma Damiani, rimessa Villano. Scalapino. Tocco per Minnone che va a puntare Paesano, Scalapino, gestisce ancora Minnone, alza il pressing, complica la vita ai suoi avversari, il Real Termini, Scalapino. Ingrassia, la Piana viene incontro, pressato, subisce forse anche fallo, sì, il fallo commesso da Pietro Damiani, battuta male, la punizione dalla Piana, Fuschi, Basile, linea Damiani, Damiani la porta avanti, poi cerca la palla in mezzo, palla bloccata addirittura dalla Piana, la Piana che la difende, pressato ancora da Damiani. Si alza la maglia del capitano del Real Termini, prova a girarsi la Piana che alla fine ci riesce, poi arriva Zarello che mette lungo, Ingrassia, solita protezione del pallone, prova anche a puntare Ingrassia, evita un contatto, palla Scalapino, la Piana, Minnone, lungo linea ancora per la Piana che corre, va dentro da Ingrassia, in qualche modo si salva Volpe, con Fuschi che ha rischiato anche l'autogol, intanto si inizia a muovere la panchina del Bilbao, Pecoraro con Orlando a scaldarsi per essere loro le prime contromosse di Speciale Bertucci. 16:07 alla fine del primo tempo, parziale lo vedete 1-0, gol dopo un paio di giri di lancette firmato da Paesano, qui gestisce palla, lo ferma Ingrassia, rimessa Real Termini. Paesano, tocca per Fuschi, Paesano tocca questa volta per Basile, Damiani lo ferma Scalapino che prova a partire, Damiani lo tocca, l'arbitro lo lascia giocare, tutta la palla fuori, toppicato Scalapino, palla per Fuschi, attenzione qui, fallo di Minnone, giallo. Luca, è una cosa da pazzo. Giallo per Minnone, fallo su Fuschi che è rimasto a terra. Piuttosto rovinosa la caduta di Fuschi, Scalapino contestava a mio parere correttamente il mancato fischio in suo favore di poc'anzi. Di punizione, 15:36 da giocare nel primo tempo, intanto l'arbitro a colloquio con Paolo Scalapino. C'è il calcio di punizione sulla palla Basile, lo schema è favorire Fuschi, la respinta di Azzarello, ancora pericolo, targato Real Termini. Intanto prova a ripartire Ingrassia senza necessaria lucidità, poi Minnone la fa scorrere in fallo laterale, anzi in fallo di fondo in realtà. Scalapino, Ingrassia, appena entrato Pecoraro, cerca di mettere un po' più di fisicità negli ultimi metri di campo. Pecoraro spalla alla porta, riesce ad evitare subito Fuschi, Pecoraro salta il portiere, palla fuori subito, pericoloso Pecoraro. Fuschi, e dunque si fanno subito sentire gli effetti di Mattia Pecoraro sulla partita. Qui non riesce a controllare il pallone Basile. Minnone, tutto chiuso, colpisce Paesano, recupera palla in Real Termini con Basile, Scalapino però allarga l'alettone, guadagna fallo laterale. Numero 7, capitano della squadra salesiana che riparte con Ingrassia.
Minno converge, scarica. Qui Garcia perde l'ultimo uomo, arriva Damiani che prova a guadagnare rimessa su Pecoraro, non ce la fa. E allora dal lato lungo andrà a battere Minnone. Garcia per Scalavino. Palla lungolina a cercare a trovare Minnone che mette sul secondo palo. Arriva Pecoraro in spaccata, palla fuori. Cominciano a essere tante le palle gol per la squadra di Speciale Bertucci. Qui Damiani prova ad andare da solo, poi l'appoggio a Paesano che controlla male, regala la rimessa. Qui altra brutta palla persa, questa volta di Scalavino. L'autostrada per Paesano, chiude Azzarello in uscita, ancora però un errore del Villaurea. E qui il fischio contro Paesano, punizione Villaurea, terzo fallo commesso da Real Termini che è andato ad un passo al gol del 2-0 con un'altra brutta gestione del pallone per vie orizzontali. Prima Ingrassia aveva rischiato grosso, questa volta Scalavino ha confezionato la palla persa. Ora Pecoraro per Ingrassia, da fermo contro Damiani con i da punti di riferimento, allora palla a Minnone contro Orlando, quello che nel basket sarebbe il cubo dei cambi. Ingrassia, Scalavino, punta Fuschi, forse due giocatori più forti in campo in questo momento. Converge Scalavino, destro, fuori. Va dentro Orlando, va fuori Minnone. Intanto la palla recuperata da Scalavino, punta Scalavino contro Fuschi, palla che gli carambola addosso, l'ultimo tocco è di Fuschi. Rimasta a terra Basile, in ogni caso time out chiesto dalla panchina del Villaurea. Terminato il minuto di sospensione con Orlando dunque in campo insieme a Scalavino, Pecoraro, Ingrassia, ovviamente Azzarello dall'altra parte non cambia nulla. Da capire anche quale sarà la gestione dei cambi eventuali. Sono tre ragazzi in panchina, si tratta di Sasso, Puttura e Pollicino. D'altra parte panchina un po' più nutrita per il Villaurea che per il momento manda a scaltare Passannanti. Tra i ragazzi seduti in banca anche Thomas La Barbera, vedremo se verrà schierato. Intanto occhio alla ripartenza del Real Termini, chiusa da Scalavino su Fuschi. Pecoraro passa proprio su Fuschi, Pecoraro può avanzare fronte alla porta, alla alta, ancora una volta chance per Pecoraro. Parte da fondo con la pressione sempre degli avversari. Real Termini, Basile aggancia una bella palla contro Ingrassia, riesce a girarsi bene Basile,
si appoggia su Damiani, continua ad andare da solo, sempre Basile, serie di finte, appoggia indietro, Fuschi, Paesano, Fuschi, scambiano i due, poi la triangolazione che non si chiude con Basile, rimessa, scaduti intanto i 4 secondi perde palla il Villaurea, guadagna una rimessa il Real Termini e per il momento anche con atteggiamento in campo si sta, perché no, facendo anche preferire gli avversari, squadra che non si sta risparmiando al netto del gol di vantaggio, però attacca con Basile, lo aspetta Orlando. Fuschi, ancora Basile, qui l'1-2 che non si chiude anche per l'uscita di Azzarello. Alla in fallo laterale. Azzarello, viene lui su, decide di giocare con Scalavino e giocano in 5 i ragazzi in maglia nero-verde, Azzarello, Scalavino. Situazione che ci riporta anche con la memoria al precedente di campionato delle prime squadre, con Azzarello che fu schierato anche da quinto uomo in luogo di Maria, e servì anche un assist vincente per una partita poi comunque persa dalla squadra salesiana. Qui non si capiscono Ingrassia e Pecoraro. Time out adesso chiesto alla panchina del Real Termini. 10:47. Il minuto di sospensione richiesto dalla panchina del Real Termini. Squadra che avrà bisogno di un vero e proprio miracolo nell'ultima giornata per evitare la retrocessione in Serie C1. Ricordo la partita contro il Arcobaleno Ispica, 3 punti di distanza tra le squadre, solo la vittoria per gli uomini di Lembo che andrebbero a pari punti proprio con la squadra ispicana e in virtù degli scontri diretti andrebbero a salvarsi proprio ai danni dei rivali. Intanto Scalavino mette fuori. Siamo quasi a metà del primo tempo che ha vissuto anche i 5 minuti, anche qualcosina in più forse di attesa per il guasto al cronometro. Tanto non riesce a partire Pecoraro, 10 minuti 10 secondi da giocare. Passa Annanti, Pecoraro alla in fallo laterale. Orlando, Scalavino,
punta, Scalavino col tiro, il pallone fuori. Passannanti che ha preso il posto di Ingrassia, adesso si muovono Muratore e Guglielmini nella panchina del Villauria, colpa di Orlando, palla in fallo laterale. Orlando, resiste il capitano del Real Termini, il tocco per Basile, toccato il primo palo, palla che è finita fuori. Scalavino, passa avanti Scalavino, montare Damiani, poi decide di tornare dal suo numero 13, in gol anche lui contro il Meriense domenica scorsa. Scalavino converge, ora Scalavino evita Damiani, stavolta il palla arriva ed è il quarto commesso dal Real Termini. E giallo anche per Damiani, secondo ammonito della partita, il primo è stato Minnone. Calcio di punizione per il Villauria, 8:58 alla fine del primo tempo. Il fischio dell'arbitro Scalavino con la punta deviato, palla in calcio d'angolo. La battuta all'indietro, Orlando, Pecoraro prova a passare, poi Passannanti, ancora messa in angolo la palla dai difensori del Real Termini, che adesso si difende su questa pressione continua della squadra di Speciale Bertucci. Scalavino, Pecoraro, punta, prova a convergere, non trova spazio, allora appoggia Orlando. Scalavino, questa palla qui di Orlando. Tranquillo, dai! Basile, palla per Fuschi, ancora Mangolini a cercare ma non a trovare Karim Basile. Scalavino, prova a puntare ancora Damiani, adesso anche caricato dal giallo Orlando con la scivolata di Fuschi che guadagna anche il rinvio al fondo. Quasi allo scadere di 4 secondi da parte di Volpe, un po' confuso sul da farsi. Allora riparte il Villauria con Scalavino. Orlando, Scalavino, c'è il blocco di Orlando, Scalavino passa, appoggia a Passannanti, c'è spazio per lui, Passannanti converge, lo chiude Fuschi, allora Scalavino, sempre Fuschi a pressare e a recuperare palla, Mazzarello per Scalavino, che aggancia, no. Tanto tutta in partita Muratore, esce Orlando. Fuschi, Pollicino scavalla verso Fuschi che mette sul secondo palo, non ci sono però compagni, buona l'idea di Fuschi, nessuno a raccoglierla. Scalavino che porta su Muratore, ancora per il suo capitano, nuovamente i due a gestirla, arriva in contropassannanti, la palla invece per Pecoraro, spalla alla porta, Pecoraro prova a girarsi ma è raddoppiato, c'è anche l'uscita di Volpe. Fin qui anestetizzato l'attacco del Villauria dal Real Termini. Pecoraro, la virata ancora Pecoraro, cerca di tenerla contro Damiani che gli mette più volte il piede,
per rubare palla. Pecoraro la tiene, cerca di girarsi, alla fine perde palla. E allora Fuschi. Basile cerca Pollicino, Passannanti, un fallo laterale, ma l'ultimo tocco è del 13 blu e non del 13 verde. Debutta in partita anche Guglielmini. Scalavino, Passannanti prova a farla passare, ma chiude Fuschi. Poi contatto falloso su Basile, terzo fallo commesso dal Villauria. Non è d'accordo mister Speciale, il fischio c'è. Di Fuschi su Damiani, pallone di ritorno, Guglielmini a rubare, ma Damiani da una mano, va giù il 10 senza subire però il fallo. Un ragazzo passato dal Futsal Emiri l'anno scorso. Scalavino cerca e trova Passannanti in posizione profonda, chiusura di Pollicino. L'evento di rotazione sta dando minuti di riposo importanti ai suoi compagni. Ancora la partita è veramente lunga, mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Muratore, Scalavino può attaccare lo spazio, arriva Fuschi, gliela porta via. E allora attenzione all'avanzata del numero 6 ospite, il tocco per Damiani, Damiani con la punta, Passannanti con la scivolata, calcio d'angolo. Di Damiani, palla dentro, Pollicino anticipato, allora Scalavino prova a correre in contropiede, c'è Muratore accanto a lui, Fuschi però ancora una volta, poi anche con la tirata, l'entrata di Passannanti regolare, occhio a Damiani, l'ultimo tocco, il suo, e allora dal fallo laterale il Villauria che ha rischiato con Fuschi che sta continuando a sfoderare una grande prestazione, stagione che ha temprato senza dubbio il giovane, classe 2005, diventerà maggiorenne a novembre, quindi ancora nel pieno dei suoi 17 anni, ancora tanto da fare, tanta strada da fare, ma già tanta qualità. Intanto Azzarello ha provato a calciare, gioca quasi sistematicamente col quinto. Il Villauria sicuramente il fatto di avere un portiere bravo con i piedi, intanto Guglielmini alto, il vantaggio di avere un portiere bravo con i piedi si sta rivelando utile. Qui Fuschi calcia male, pressato, palla che colpisce il soffitto del Pala Don Bosco. 4:45 nel primo tempo, 1-0 Real Termini, risultato sbloccato dopo neanche 2 minuti da Paesano. Guglielmini, secondo pallone scivolata, ancora Guglielmini per Scalavino, zona tiro, decide di toccarla per Muratore, si oppone ancora Fuschi. Scalavino, altro tiro, altra deviazione di Fuschi che sta facendo tutto, il portiere, l'attaccante, ma attenzione a Scalavino! Sul fondo, il piazzato. Quinta attenzione alla palla quasi recuperata da Muratore per il tiro di Scalavino, ancora, sempre, Fuschi, ispaccato, si sta sostituendo al suo portiere praticamente. Gli manca solo di far quello. Guglielmini, Scalavino, punta Pollicino, Scalavino, serie di finta, ancora, Scalavino, la sterzata, scarica Muratore, Scalavino, Muratore, può girare su Passannanti, lo fa adesso. Tocco per Guglielmini, deviato, calcio d'angolo. Speciale che chiama subito in campo la Piana, evidentemente il bisogno anche di cercare di stappare la difesa avversaria con i tiri da fuori. La Piana converge sinistro, ribattuto.
non si contano più i tiri ribattuti dai difensori del Real Termini. 3:45 da giocare. Scalavino viene incontro alla Piana, la palla è per lui. Scalavino tutto storto, calcia, non granché l'appoggio di La Piana, che qui va di testa. Guglielmini, tunnel su Basile. La Piana, Muratore, avanzare il 3. Scalavino anticipato da Damiani, protegge Scalavino, prova a prendersi la palla. La Piana, Scalavino, lungolinea, Muratore prova a girarsi, passa un pollicino, mette in mezzo, bella per le mani di Basile. Ultimi 3 minuti, Basile qui va a pressare, recupera palla, costringe Muratore a correre all'indietro per il fallo laterale. Real Termini che esce dalla pressione. Basile, pressato a Guglielmini che gli porta via il pallone. 3 contro 2 potenziale per il Villauria. Guglielmini steso da Fuschi, punizione e quinto fallo. Quinto fallo commesso dal Real Termini, che adesso ha 2 minuti e 45 per non concedere il tiro libero. La Piana sicuramente proverà a calciare verso la porta. Barriera scomposta per il Real Termini, fischia l'arbitro, la rincorsa di La Piana che colpisce pieno Fuschi, che si può autolanciare. Fuschi davanti ad Azzarello, il gol di Fuschi è il gol del 2-0 mortifero. Antonino Fuschi in contropiede, 2-0 Real Termini a 2:37 alla fine del primo tempo. Goccia gelata per il Villauria, che qui ha avuto l'opportunità di calciare col quinto fallo e da una ribattuta sulla punizione è arrivata la corsa di Fuschi, gol strameritato per la partita che sta facendo il numero 6 del Real Termini Recogest, ed esultanza anche a evocare Anthony Sgro, che esulta sempre così con la maglia dell'Olympus Roma. Qui intanto attenzione, La Piana fermato, l'ultimo tocco è di Damiani, mentre è tornato Paesano in campo, compito terminato almeno per il primo tempo per Pollicino. La Piana, Scalavino prova a girarsi su Damiani, che questa volta gli prende palla, ancora Scalavino, sempre contro l'altro capitano in campo, lo dribbla, poi la ruleta di Scalavino, fermato senza fallo, riparte Real Termini. Basile, Fuschi porta a spasso il pallone, Azzarello lo chiude e poi lancia subito, ma lancia male. Palla non tenuta in campo da Paesano. La Piana, Scalavino, punta Fuschi, vuole il fallo, non c'è per l'arbitro e fallo laterale per il Villauria. Quindi l'arbitro ha ritenuto l'intervento sul pallone e comunque rimessa, si tocca la coscia destra Paolo Scalavino, probabilmente solo una botta sul parquet per lui. Rimessa Villauria, 95 secondi alla fine del primo tempo. Ingrassia, tornato in campo, calcia, ancora respinta e altro angolo. Scalavino, qui la palla ancora recuperata da un super Fuschi che avanza. Basile, Paesano la tiene contro Scalavino che si oppone e guadagna, anzi no, concede fallo laterale. 1:11 all'intervallo lungo.
è Paesano che scodella verso l'aria, controlla Basile che non la tiene in campo. Questa per Cristian Lapiana, tocca per Azzarello. Porta sul pallone, probabilmente accompagnerà, no, decide di rimanere nella sua metà campo. Lapiana se la sposta sul sinistro, Lapiana colpisce il palo. E anche sfortuna adesso per il Villaure. Qui attenzione, recupera Guglielmini, respinge Volpe, poi si libera del pallone, almeno ci prova Basile che punta Lapiana, tocco per Damiani, non la tiene in campo il capitano ospite, guadagna rimessa invece il capitano di caso per José Scalavino, ultimi 42 secondi. Lapiana, Guglielmini, non andrà un secondo palo dalla Piana, poi vede tutto chiuso e si appoggia. Scalavino, Lapiana, serie di finte, pallone dentro, prova ad arrivare Scalavino che in qualche modo l'arpiona, l'ultimo tocco dovrebbe essere il suo, sì. Avversari al termine. Fuschi, pressato a Guglielmini, porta scosso il pallone, l'autore del secondo gol che poi riesce anche a spazzarla, anche a bruciare qualche secondo, perché adesso deve riprendere dal fondo Azzarello. Interviene Paesano che recupera e si autolancia, ultimazione forse della partita. Paesano, stezza ancora, Paesano, serie di finte, Azzarello in uscita, vede il tempo che scorre e la spinge subito avanti. Azzarello, fermato, occhio Fuschi, la porta è vuota, ultimi 2 secondi, il tiro di Damiani che spinge Lapiana, finisce il primo tempo 2-0 per il Real Termini sul Villauria. I gol realizzati da Paesano e da Fuschi, un po' di elettricità in questo finale di primo tempo. Si torna però negli spogliatoi, noi restiamo collegati al Palo Don Bosco, andiamo con alcuni contributi. Targati sportisti da tra poco. Buonasera a tutti e benvenuti a Geraci Siculo, Stadio Santissima Trinità. Oggi l'ultimo atto di questo campionato di promozione Girone B, Geraci contro Gorgonia Delia, Ferrara, Vigliano. Vai in verticale per Jack Serio che adesso potrebbe anche calciare, va la conclusione! Quella che si vede Movente Ferreira gioca molto sulla fascia sinistra, palla dentro verso Velardi che prova a girarsi. Velardi! Geraci 1, Gorgonia Delia 0, la firma da parte di Claudio Velardi. Serio potrebbe anche calciare, va la conclusione, la parata, poi il pallone resta lì, Velardi, il raddoppio del Geraci, 2-0, la firma è sempre di Velardi. Allora in mezzo allontanato dalla mattina, il contropiede che parte adesso con un Serio che in posizione regolare, Serio! 3-0 Geraci! La firma è di Jack Serio! Gracci, calcio di punizione. Ha battuto subito Gracci, palla dentro Genova! Clamoroso errore da parte di Genova, per conclusione la parata da parte di Petruzzi. Molto probabilmente la settimana dopo passa. Tanto rimessa lunga, Genova prova a girarsi! Di Leo trova il gol del 3-1. Anzi, anche il punto di quella distanza. Matteo Antonio posizione invece questa volta va in mezzo e va vicinissimo al 4-1 la mattina, ma era in fuori gioco. Scalabito, parte Sendi. Brigarsi di tornare in porta. Ecco, scambio Buccieri, potrebbe anche calciare con la distanza. Genova carica la conclusione. Petruzzi. Qui Sacreta. Villar potrebbe anche calciare. Va vicinissimo al 4-1 Villar.
Sì, Sendin, attenzione l'errore di Sendin, serio, la parata da parte di Sendin che rimedia all'errore di Speranza che viene ribattuta, poi lo scambio con De Vigliari, pallone in mezzo, Velardi, quindi palo il destro da parte di Claudio Velardi, di salvo Graci, giocata Graci, poi il pallone che passa, conclusione, se ci fosse stata la goal line technology che avrebbe indicato la posizione della palla, il pallone proprio di là, serio, salta 4-1 Geraci, capisce tutto qui, Ferrera che manda il pallone in profondità, ma non rientra, dagli 11 metri fischia l'arbitro, parte Marlone, Sendin, Geraci che allunga 5-1, 85, 84 è di salvo, 85 esperienza, parte Graci, però recupera la palla, Cicero, Delia, tutto regolare, ansiosi di festeggiare, Geraci, l'ultima partita campionato dello squadra, e finisce qua, vince con 6-1 Geraci Cordonia, Delia. È una partita si commenta da sola, altalena di emozioni che sembravano non finire mai, e questo è il bello del calcio. Naturalmente abbiamo, come dire, imbattato bene la gara, poi abbiamo regalato qualcosa a una squadra a cui non bisogna regalare nulla. Io penso che poi alla fine i ragazzi, il gruppo ci hanno creduto, abbiamo conquistato quello che insomma, meritatamente ci siamo portati dal campo, quindi fare un plauso a tutti i 22, anche a loro, al Camarat, perché sinceramente abbiamo dato vita a una partita molto spettacolare, quindi il pubblico presente si è divertito e questo è quello che conta. Lì sul 3-2 naturalmente le cose si mettono psicologicamente, è una batosta dalla quale risollevarsi non è facile, quindi fino alla fine ci abbiamo creduto, poi lì siamo stati sul pezzo nelle occasioni che ci sono capitate, poi sul finire avevo preso anche una traversa, la porta sembrava stregata, il portiere aveva fatto degli interventi importanti, quindi ripeto, poi alla fine i ragazzi ci hanno creduto e la cosa che importa è che abbiamo, come dire, abbiamo risposto bene a tutte le sollecitazioni che ci sono arrivate da tutte le parti, perché ripeto, poi abbiamo condotto un campionato sempre, come dire, secondo me col piglio giusto, la protagonista, quella questione dei 3 punti che poi ci è stata ridata sul finire ha dato, come dire, un certo peso alla nostra classifica, che poi ci ha portato a giocare questa partita qua, che abbiamo incontrato una squadra, ripeto, che secondo me tra le migliori in assoluto del campionato, e quindi averla, come dire, superata con questo punteggio, diciamo così, epico, perché bisogna dire l'altalena di emozioni con un'Italia-Germania, ecco. Ci è mancato, era dall'8 gennaio che mancava da cambi di calcio, della partita con Fulgatore, quindi della prima di ritorno, ed è un giocatore per noi importante che in questa situazione ci ha potuto dare un peso specifico particolare, quindi siamo contenti, siamo felici che abbiamo ritrovato un po' di giocatori, perché fondamentalmente ci stiamo ricombattendo anche dal punto di vista numerico, quindi ci siamo e adesso pensiamo alla prossima. E così come questa sarà un'altra partita dal fascino particolare, naturalmente ci prepareremo, quindi avremo un po' di tempo a disposizione per poterci pensare. Questa sera ci godiamo questo passaggio, poi al San Vito ci penseremo successivamente. Stanchi, innanzitutto stanchi. Niente, sapevamo che era una partita molto ma molto difficile, vanno i meriti anche il Camarata che è una grandissima squadra. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, non serviva prepararla sotto il punto di vista tecnico, tattico, serviva solo metterci il cuore, metterci l'anima, l'abbiamo messo e ce l'abbiamo fatta.
adesso basta, questa partita la archiviamo subito, pensiamo subito alla prossima. Se mi avessero detto non segni ma passate il turno, ci avrei messo la firma col sangue, quindi va bene così, un merito ai miei compagni e a tutti noi. Rientriamo in collegamento dal Pala Don Bosco, secondo tempo di Villauria Real Termini Regoges, ricordo semifinale playoff del girone B del campionato nazionale juniores. Il punteggio lo vedete: Villauria 0, Real Termini 2, ricordo il gol dopo 1,55 di Paesano, bissato nel finale da quello che a mio parere è per distacco il migliore in campo fin qui, ovvero sia Antonino Fuschi, tanto con esultanza dedicata all'amico Antonisgro, che è solito esultare con il gesto del mago. Tanta attenzione però subito il Villauria che cerca di attaccare, bravo a sdraiarsi sul terreno di gioco il portiere Volpe. Occhio Basile, fermato da Scalavino. Vedremo sicuramente un Villauria arrembante in questi primi minuti di secondo tempo. Piccola precisazione rispetto a quanto detto prima: Villauria, dopo la sconfitta contro il Città di Acre, è ancora in piena corsa per un posto nella griglia playoff di contro un Real Termini Regoges che ieri, con la sconfitta netta contro l'Ecosystem Lamezia e con gli altri risultati degli altri campi, ha sancito di fatto la sua immediata retrocessione in Serie C1, considerando che la squadra di Lembo è ultima e a 3 punti di distacco dal Morrele Calcio a 5, che non giocherà sabato per aver un turno di riposo ancora da osservare, ma con i 3 punti di vantaggio e quei scontri diretti favorevoli alla formazione guidata da mister Toti La Bianca. C'è stata la salvezza per il team del presidente Sabella e la conseguente retrocessione, ritorno dopo 12 mesi in C1, dalla quale invece sono salite e vedremo protagoniste della prossima stagione Mistra Alcarini e Gela, con l'appendice tra altre cose proprio su questo parquet del Pala Don Bosco della finale playoff che metterà di fronte il Mazzara Futsal e la Vigor di San Cataldo. Intanto torniamo in partita, qui Scalavino anticipa Paesano in maniera provvidenziale, La Piana, proprio Paesano a portargliela via. Damiani aggancia in qualche modo davanti a Seminone che torna sul parquet. Sono loro due i giocatori ammoniti nel corso del primo tempo. Fuschi, scambio con Damiani. Paesano rischia infatti la perde in Grassia con la rianima il Villauria, il pivot di Speciale, e Bertucci che trova la rete del 2-1, 17:42 da giocare. E diciamo che ad errore individuale, anche se lì è un po' vista sfortuna nel caso del gol di Fuschi. Dai raga, dai! Tanta attenzione, palla recuperata dal Real Termini che attacca. Fuschi forse se la spinge troppo oltre, fallo su Ingrassia, punizione, il primo del secondo tempo. La Piana prova a correre su Damiani che però gli porta per il quello tra i due. La Piana la meglio, chiude Paesano e alla fine è successo quello che voleva il Villauria, ovvero un gol immediato per riaprire la partita. Il fatto che sia arrivato magari non su azione manovrata rende il tutto forse ancora più semplice per la squadra di Speciale Bertucci, perché consente anche di mettere un po' più di pressione agli avversari. Damiani si gira, palla dentro splendida per Paesano, il cucchiaio di Paesano, palla sopra la traversa. Stavano per fare un gran gol quelli del Real Termini.
Palla splendida di Damiani, giocata altrettanto bella, altrettanto con gli effetti speciali di Gustavo Paesano, unito dall'eccessiva vicinanza tra sé e la porta. Intanto attenzione ad Ingrassia, partita che adesso si stappa totalmente. Fuschi chiude, mentre Speciale e Bertucci si affidano anche a Thomas Labarbera in questo secondo tempo. Qui altro cucchiaio, questa volta direttamente da rimessa di Ingrassia, palla fuori. Comunque dentro tutta l'artiglieria pesante in questo momento, subito protagonista la Barbera col fallo laterale guadagnato ai danni di Basile. La Piana, Scalavino prova a passare su Damiani, l'ultimo tocco è proprio di quest'ultimo. La Barbera, Ingrassia, spalla alla porta, la suolata, cercare ancora la Barbera che commette fallo su Basile. Fallo a testa dunque dopo 4 minuti di gioco. Fuschi pressato, palleggia, se la porta via e poi calcio lontano, non può fare altrimenti, anche perché pressa e pressa forte il Villaurea. Scalavino fermato da Damiani. Ingrassia, Scalavino, anzi la Barbera ovviamente, ora a cercare Scalavino, chiuso da Fuschi che passa, fallo di la Barbera, giallo per lui. Ancora a terra Fuschi, Antonio approfitta anche per fare un mini time out, il tandem Speciale Bertucci. Problema alla gamba destra, probabilmente una botta. Aiuta Scalavino a rialzarsi. Subito del palla Don Bosco per Antonino Fuschi. Rischia di essere veramente una grande perdita per la partita se dovesse essere confermato il problema. Pollicino da capire ovviamente, tanto mani al volto per Fuschi. Veniamo in cronaca, 15:24 alla fine. Paesano, intanto è entrato Pollicino al suo posto. Porta il ghiaccio alla coscia destra, quindi non un problema probabilmente al ginocchio, questa sarebbe una grande fortuna. Ovviamente la speranza è che sia una botta, non tanto per questa partita quanto per il prosieguo del ragazzo. È vero che
in base all'esito di questa partita potrebbe essere questa l'ultima partita stagionale per lui e per i suoi compagni. Intanto torniamo in cronaca, Pollicino, Suolata per Basile, poi Damiani, porta spesso palla, serve Paesano, palla lungolina per Pollicino che la controlla contro Scalavino. Pollicino, serie di finte, la tiene, la difende in mezzo a due, altro fallo di La Barbera, calcio di punizione, non l'ingresso che Thomas La Barbera si augurava per questo rientro in campo. C'è la punizione, dunque 3 falli commessi dal Villauria, la rincorsa di Paesano che va allo schema, Pollicino dentro, non arriva, il tap-in di Basile. Scalavino, lungolinea, sbagliato per Ingrassia, tanto si rialza Fuschi, questa è la notizia migliore non solo per i Real Termini ma per tutta l'economia della gara, da capire se sarà pronto eventualmente a rientrare. Qui La Barbera, il body check con Pollicino che la tiene, Pollicino non fa passare, Scalavino la porta via, poi scambia con Ingrassia, per poco non passa, la gran giocata del 9. Tanto 6 minuti giocati, 14 ancora sul cronometro di questa incandescente semifinale playoff del girone B del campionato nazionale juniores. Attenzione, Ingrassia, fronte alla porta, scarta su Damiani, tocca Scalavino, fronte alla porta, La Barbera, Suolata e tiro! Avevo detto, non un grande ingresso in campo, ma poi ci pensano i piedi, ci pensa la classe a risolvere il problema. 2-2 al Pala Don Bosco. E gol subito per Thomas La Barbera che, ripeto, non aveva iniziato alla grande questo spot di secondo tempo. In questo chiamati in causa i 3 falli commessi praticamente uno dietro l'altro. E poi però quando un giocatore, al di là delle doti tecniche, anche un grande cuore, un gran cervello, alla fine viene a capo delle situazioni. Qui Suolata è puntata fulminea, non ha potuto nulla Volpe, adesso equilibrio ristabilito a 13:30 dalla fine. Guglielmini fermato, palla per La Piana, si oppone Volpe e poi Paesano libera, ha avuto subito la palla per ribaltarla il Villauria, qui trattiene Scalavino, fischio, quarto fallo. Ormai in pieno equilibrio col rientro di Fuschi in campo e con 13 minuti e 10 da giocare. Damiani fermato dalla Barbera che adesso si è acceso, Scalavino circumnaviga Damiani e torna indietro, ancora Scalavino, sempre duello tra capitani, serie di finte, appoggio alla Piana che gioca da ultimo in questa azione. Anche Guglielmini per il Villauria, Scalavino punta, La Barbera fa blocco, non passa però Scalavino, con Fuschi che è tornato e come se è tornato, adesso punta La Barbera che lo ferma, allora attenzione alla ripartenza, La Barbera prova a ricominciare, Fuschi però all'ultima parola anche questa volta. Paesano, anche un po' in debito d'ossigeno adesso il Real Termini, non potrebbe essere altrimenti, votato solo un elemento dalla panca. Basile, punta La Piana, vince il rimpallo, la porta su piano piano, La Piana prova a distrarlo, ancora Basile, La Piana lo ferma, rimessa Real Termini. Fuschi, pronta alla porta, serie di finte contro Scalavino, duello stellare al Pala Don Bosco. Paesano, Basile, stringe Basile, palla sul sinistro, lo prova, dalla fuori. Chiede il cambio Damiani intanto.
sa che tocca rialzarsi a Pollicino, mentre è pronto Passannanti nel Villaurea. Piano, la Barbera cerca di scavalcare, fa male però. Qui sbaglia dall'altra parte anche Basile, fa riposare Damiani, tocca di nuovo a Pollicino. Guglielmini, Scalavino, Lapiano, Scalavino, Lapiano, ancora per il suo capitano che prova a far viaggiare il 5, palla troppo lunga, Volpe c'è, Paesano cerca di far viaggiare Fuschi in velocità, Fuschi brucia Guglielmini che torna, Azzarello interviene col piede, la mette fuori. Qui la Piana, con recupero e con la ripartenza, corre la Barbera, gli corre davanti anche Guglielmini, la palla è per lui! È lì pronto, poi Guglielmini prova a recuperarla su Basile, Pollicino, spalla alla porta, passa per Basile che si gira, Basile il tiro di Pollicino che si perde fuori, occasionissima per il Real Termini. Tanto minuti per Passannanti, Scalavino usa ancora la Fuschi che corre, calcia sul fondo. La Barbera, Scalavino. Tocco per Guglielmini quando entriamo nella seconda metà del secondo tempo, 10 minuti scaduti adesso, 10 da giocare e chissà che non ci sia un appendice extra a questa bellissima partita. La Barbera, Passannanti, ancora per Thomas la Barbera, Guglielmini, gira palla ancora per i perimetrali di Villaurea, poi la Barbera si appoggia a Scalavino, ora Passannanti. Qui quasi dimentica il pallone il capitano del Villaurea che serve Guglielmini, la Barbera si gira fronte alla porta, cerca la palla dentro, la Barbera la fa scorrere in fallo laterale, Scalavino contro Basile, Scalavino per la Barbera, chiude e non può essere altrimenti il Real Termini. Ricomincia dalla sua metà campo il Villaurea con la Barbera che tocca Scalavino, duello con Pollicino. Poi cambia fronte per Guglielmini, la sterzata, Guglielmini cerca di liberarsi, va da la Barbera, ora Scalavino, ancora contro Pollicino, il tocco, forse c'è un fallo, si gioca, la Barbera, si rifugia da Azzarello, la Barbera va a lungo, cerca passare, cerca Guglielmini, chiude ancora il solito Fuschi che corre, è partito ancora Fuschi, palla dall'altra parte per Pollicino, forse è troppo forte il passaggio, la Barbera e Scalavino, palla per Guglielmini, spacca la porta, salvo Guglielmini, rimonta completata dal Villaurea che si porta sul 3-2 e ancora in gol quando serve, salvo Guglielmini.
terminato il minuto di sospensione chiesto dal Real Termini, che torna per questi ultimi 8 minuti e 24 secondi con il suo quintetto, ma Villaurea che si porta per la prima volta dall'inizio della partita in vantaggio dopo aver chiuso sotto 0-2 il primo tempo. Grande rimonta, grande prova di forza della squadra di Speciale Bertucci, che ha sfruttato l'errore sul gol di Ingrassia, ha trovato la gran giocata individuale di La Barbera e poi ha sfruttato la potenza del destro di Salvo Guglielmini, ora sostituito da un altro giocatore che alla voce tiro potente sicuramente non ha nulla da invidiare a nessuno, però sia Pecoraro. La Barbera cerca la palla in verticale, trova l'uscita di Volpe, ora Damiani che ha riposato ed è pronto a chiudere la partita in campo. Fallo di Passananti, giallo per lui, quinto fallo commesso dal Villaurea a 7:34 dalla fine. Va detto, al di là di quello che sarà il punteggio che emergerà, grande prestazione del Real Termini, che è sicuramente da sfavorito, perché seconda contro terza, anche se con un buon distacco tra l'altro, giocando con di fatto un solo cambio e senza guida tecnica in panchina, sta facendo grandi cose al cospetto dei campioni in carica. Basile passa su Scalavino che è bravo a non commettere fallo, poi la palla è dentro, Fuschi! Ancora Fuschi! Ancora! Con l'esultanza da mago, col gol del 3 pari, effetto Fuschi sulla partita, ancora una volta la doppietta del numero 6 e siamo di nuovo pari. Velocità di esecuzione che ha questo ragazzo con delle leve lunghe fa veramente spavento. Che giocatore, ragazzi! 3 pari al Pala Don Bosco, l'aveva appena riacciuffata, l'aveva appena messa sul suo binario il Villaurea, adesso torna a dover costruire per chiuderla entro i 40. La squadra campione in carica, che qui guadagna fallo laterale, anzi guadagna calcio d'angolo, perché la palla esce dopo. 6:49. La Barbera. Ancora a duettare con l'amico e compagno in nazionale Scalavino, che calcia! C'è stata la deviazione, calcio d'angolo. La Barbera calcia, c'è la respinta, Pecoraro, raddoppiato, la perde, ancora Fuschi e tra l'altro Villaurea che non può commettere fallo se non vuole mandare al tiro libero gli avversari. Situazione delicatissima per la squadra di casa. Anche l'anno prossimo un ragazzo come Fuschi sicuramente non può fare la C1 perché è un ragazzo di ben altre categorie. Pollicino pressato e fermato da Passannanchi, c'è in panchina a riposare per il momento Paesano. Sei minuti e 6 secondi alla fine. Damiani quasi la perde, poi riesce a giocarla da terra in qualche modo, tocca Basile, recupera la Barbera. Scalavino, palla lunga, c'è stato per il tocco di Basile, fallo laterale per il Villaurea nella metà campo avversaria. La Barbera, Pecoraro. Ancora la Barbera, questa volta per Scalavino, si allarga e riceve il numero 8. Prova a lavorare con pazienza la squadra di casa. Fuschi che ha cercato l'anticipo aggressivo e ha fatto desistere la Barbera dal giocare palla.
sul numero 7. Adesso di fatto Fuschi se li divide, un po' marca la Barbera, un po' marca Scalavino per bloccare quella che è la fonte di gioco primaria, soprattutto in questa fase del Villauria che però prepara la doppia mossa con Ingrassia e La Piana pronti a rientrare. Qui sbaglia la Barbera, rischia di commettere fallo. Qui molto al limite probabilmente quella che è la condotta generale sui fischi dopo il quinto fallo. Non ha punito Thomas La Barbera. Intanto attenzione a Pollicino che evita Scalavino per la prima volta della partita. Torna però il capitano su di lui. Ancora Pollicino, prova a passare in mezzo a due. Il tocco, c'è un po' di confusione. Basile prova a girarsi. Basile tocca Scalavino. Fallo laterale. È encomiabile la quantità di energie ancora a disposizione della Real Termini a 4:41 dalla fine. Calcio d'angolo. La scucchiaiata per Fuschi e può controllare il sinistro sulle gambe di Azzarello. Poi Pollicino un po' dubitante sul da farsi. Nuovamente Fuschi, gran giocata altro sinistro per spingere Scalavino. Fallo laterale. Impressionante il classe 2005, non riescono a fermarlo. Basile fermato dalla Barbera che prova ad allungare la falcata, poi ci ripensa, vuole ragionare, c'è il tempo per farlo. E allora Scalavino. La Barbera. Scalavino. Gli corre alle spalle Passannanti per liberargli lo spazio. Poi la palla per Pecoraro. Il miracolo di Volpe. E poi Fuschi anche in difesa. Gran parata di Volpe questa. Con la mano di richiamo l'ha presa Volpe. Scalavino. Qui Pecoraro ha avuto la chance ghiotta di iscriversi alla partita, ma attenzione a Scalavino, opposto a Pollicino. Pecoraro si defila, Pecoraro mastica il pallone. Entra Ingrassia. A breve toccherà La Piana presumibilmente per Passannanti, ma attenzione, prova Passannanti che pressa Pollicino, poi scarica su Fuschi. Basile messo male col corpo, pressato da Ingrassia, si rifugia da Fuschi che calcia e trova Damiani. Damiani contro la Barbera, lo ferma Ingrassia, palla recuperata in maniera legale, poi Fuschi ancora con i tentacoli sulla palla, ancora in fallo laterale. Sta facendo tutto lui in casa Real Termini. Naturalmente nulla togliere a quello che potremmo definire il supporting cast che sta dando una grossa mano. Occhio alla Barbera, ribattuto il suo tiro. Damiani scarta sul numero 8 avversario, palla lungolinea, Passannanti la tocca, ancora Damiani a recuperare. Basile, l'ha sterzata, Basile contro Azzarello che lo porta fuori, perde l'attimo per calciare. Bravissimo Azzarello qui con la corsa laterale con le gambe, un po' meno bravo Scalavino con l'uscita. 2,50. Damiani punta, sempre camminando il capitano del Real Termini, prova a girarsi Pollicino che resiste, Scalavino forse col fallo si gioca. Pollicino calcia! Pollicino! L'uomo che non ti aspetti, è l'uomo che riporta il Real Termini in vantaggio a 2,32 dalla fine. È rimasto anche a terra però. Si rialza Pollicino dopo aver fatto forse il gol più importante della sua stagione, di nuovo gelato il palla Don Bosco col gol di Ivan Pollicino. 2,32 da giocare. Ha giocato tutta la partita in marcatura, tutta la partita in sacrificio. Quando è stato chiamato in causa, l'uomo deputato a far rifiatare il quintetto, può essere l'uomo che decide la partita e manda
il Real Termine in finale playoff, ma attenzione alla piana. Scalavino gioca col quinto, inevitabilmente il Villaurea. Azzarello, la Barbera, Scalavino, palla dentro per Ingrassia, l'uscita di Volpe. E poi Damiani non ha il tempo e non ha lucidità giusta per calciare sulla porta vuota. È rimessa per il Real Termini a 2:06 dalla sirena. Pollicino prova a tenerla, la Barbera gliela porta via. Allora torna ad attaccare, ultimi 2 minuti al Pala Don Bosco, sempre con i 5 il Villaurea. Fuschi chiude sulla piana, rimessa Villaurea. Scalavino, Azzarello, rischia Azzarello, là per la Barbera. Scalavino, la Barbera, Azzarello, la Barbera, Scalavino, Azzarello, palla per Ingrassia, nuovamente Azzarello, non vuole affrettare i tempi il Villaurea. Azzarello al tiro, respinge Volpe, palla che torna buona per la Barbera, il tocco per Ingrassia, Ingrassia palo! Il palo di Ingrassia, ma c'è stata anche la deviazione, allora rimessa in zona d'attacco per il Villaurea. La Barbera finta il tiro, Scalavino, Azzarello, palla sul secondo pallone, chiusura, poi Scalavino, Ingrassia, Volpe, clamoroso Volpe, che cosa ha preso anche stavolta, poi Damiani e palla fuori. Clamorosa la prestazione nel secondo tempo di Volpe, ha fatto almeno 3 miracoli il portiere del Real Termini, che qui torna a difendersi quando inizia l'ultimo minuto di gioco qui al Pala Don Bosco. Scalavino, la Barbera, Ingrassia, la Barbera, cerca la palla dentro, chiude ancora Fuschi, attenzione a Basile che però non riesce a tenere il pallone, e allora Azzarello, e allora ancora Villaurea con Scalavino, con Azzarello che la porta su, la Barbera fronte alla porta, non calcia, c'è il tocco di Basile. 37 secondi. Scalavino, finta il tiro, Azzarello se la sistema, la Barbera, palla ancora dall'altra parte per Ingrassia sul lato corto, Ingrassia per Azzarello, ora la Barbera, Azzarello ci vuol provare, colpo di testa di Lapiana che non riesce a correggere, palla fuori. Secondi, va più lungo che può Volpe, colpo di testa di Lapiana, attenzione a Scalavino, steso, Lapiana, punizione, giallo per Basile e secondo fallo. (19 secondi alla fine). Adesso vediamo come la gioca il Villaurea, perché potrebbe calciare, potrebbe girarla, ma il tempo non c'è. Infatti va alla piana, che presumibilmente va a calciare. Azzarello rimane lì, perché è lì che deve restare. Vuole risolverla Cristian Lapiana. Una situazione simile a quella che ha portato tra l'altro al gol dello 0-2 di Fuschi. Ma questa è un'altra storia. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Lapiana, uno schema, Scalavino! L'altro è rimasto a terra Scalavino. 16 secondi alla fine. Probabilmente crampi, probabilmente molto contratto Paolo Scalavino. E si sta per consumare un'autentica sorpresa qui al Pala Don Bosco, con 16 secondi ancora da giocare. Il Real Termine in vantaggio 4-3, dopo essere andato sopra 2-0, dopo essere andato sotto 3-2 e aver recuperato. E
ci hanno pensato subito a smentirmi i giocatori del Real Termini, perché dopo che ho detto che stava facendo tutto Fuschi, ci ha pensato Volpe con le parate, ci ha pensato Pollicino col gol che per il momento decide la gara. 16 secondi, la palla ce l'ha Real Termini, presumibilmente Volpe andrà a lungo. Pollicino, controllo che riesce a metà, rimessa, 12 secondi, ultima azione della partita alla Barbera. Azzarello la controlla, sbaglia e allora occhio a Fuschi. Azzarello però recupera, palla dentro, calcio d'angolo. 2 secondi alla fine, angolo Villaurea. Scalavino, vediamo come la gioca per il Grassia, incredibile! 4 pari, incredibile! Il Grassia! 4 pari allo scadere! Il gol del Villaurea che porta tutto oltre il 40° minuto! Il gol è buono, il gol è arrivato prima della sirena e allora si continua. Incredibile! Non è ancora suonata la sirena, quindi si deve ancora giocare. Questione di frazioni di secondo. Finisce qui. Finisce qui. Attenzione perché proverà a calciare il Real Termini, non è ancora finita la partita. Il tiro, palla fuori, finisce adesso!
riprende il gioco al Pala Don Bosco, inizia il primo dei 2 tempi supplementari tra il Villauria e il Real Termini Recogest, partita valida per la semifinale playoff del girone B del campionato nazionale juniores. Tempi regolamentari finiti sul 4-4 con un'appendice clamorosa dal gol di Ingrassia proprio allo scadere a fil di sirena. E ora si giocano altri 10 minuti effettivi, 2 tempi da 5 minuti ciascuno, al termine dei quali avremo il nome della squadra qualificata per la finale contro la vincente del match tra JR Piazza Armerina e Canicattì. Il Laurea che da adesso in poi ha 2 risultati su 3 in virtù della novità regolamentare prevista da quest'anno a livello LND, ovvero sia che si aggiungono questi tempi supplementari, ma alla fine il pareggio premia la squadra meglio piazzata in classifica. Ma attenzione a Fuschi prova a prendere in controtempo, Azzarello non ci riesce, La Piana, Ingrassia, passa Ingrassia, subito Volpe a opporsi, Fuschi prova a correre, poi rallenta. È il primo tentativo di questo supplementare, porta la firma del giocatore che ai supplementari ci ha portato letteralmente trascinandoci, ovvero sia Davide Ingrassia. Qui recupera la Barbera. Ricordo che non sono stati azzerati i falli come si fa in caso di supplementari nel futsal, come nel basket, quindi è ancora in bonus il Villauria. Non può spendere fallo a meno che non porti la squadra avversaria al tiro libero. Ne ha invece commessi solo 2 in Real Termini. La Piana chiuso da Damiani è rimessa in zona d'attacco per il Villauria. La Piana sbaglia, Basile, Policino si muove dentro, Basile, la palla è per lui, Basile sull'uscita di Azzarello, pallone sul fondo, ripartenza mortifera per il Real Termini che ci prova, che sta dando fondo a tutte le energie che ha e forse anche a qualcosa in più. Per il momento siete in panca Paesano. Scalavino se n'è andato metà del primo tempo supplementare. La Piana per Ingrassia, schema che questa volta non funziona, Ingrassia non riesce a recuperare, allora occhio alla ripartenza. Basile la tiene, cerca di liberarsi, fallo di La Piana, tiro libero per il Real Termini. Fallonetto anche un po' ingenuo, era spalle alla porta, qui Basile. Ma intanto occhio alla trasformazione per il Real Termini. Andrà Fuschi e non poteva che essere altrimenti. 2:17 alla fine del primo tempo supplementare. Fuschi contro Azzarello, fischia l'arbitro, la rincorsa di Fuschi, Azzarello, la palla sul palo, incredibile palo di Fuschi sul tiro libero e l'ha presa Azzarello, che ha mandato la palla sul palo, ha rincorso il pallone, una scena che ha quasi ricordato quel salvataggio alla disperata sempre in un supplementare contro la Meta Catania. Era coppa in quel caso. Qui bravissimo Volpe con la spaccata anche per Ingrassia, che è sempre lì un falco sul secondo palo. Pollicino per Fuschi, Basile, palla alla porta, Basile spinto via da la Barbera che adesso lo fronteggia. Basile passa in qualche modo, non vince secondo rimpallo, Pollicino la tiene, trova lo scarico, non sbaglia.
Muratore in campo per il Villaurea, riposo per la Piana. La Barbera, Scalavino attaccato da dietro, fallo di Damiani, calcio di punizione, pronto anche Minnone, va fuori la Barbera che ha giocato 17 minuti di supplementare, ha giocato quasi di regolamentare, poi ha giocato quasi tutto il primo supplementare, quindi praticamente 20 minuti in campo per lui. Minnon, Pazzarello, forse fallo di Basile, l'arbitro lascia giocare. Quello commesso prima da Damiani su Scalavino è il terzo fallo di squadra, non si azzera più fino alla fine dei supplementari. Scalavino, 41 secondi alla fine del primo overtime, sempre 4 pari. Fuschi ha colpito un palo sul tiro libero. Ingrassia, fronteggiato da Pollicino, poi Scalavino evita l'entrata di Damiani. Ingrassia passa su Pollicino, ancora il rimpallo vinto dal pivot con la palla che però finisce fuori. 17 secondi all'ultimo intervallo di questa partita. Basile lungo da Pollicino, palla calamitata al suo piede, Pollicino prova a tenerla, Scalavino lo aspetta, Pollicino spalla alla porta, va giù, l'arbitro fischia fallo contro Pollicino, forse per aver trattenuto la palla da terra. E allora ultimi secondi del supplementare, fallo di Pollicino, palla lontana su Minnone. Quarto fallo. E anche qui siamo allo scadere. Viene chiamato la Piana a calciare. Si affida a queste soluzioni inevitabilmente, sia Speciale che Bertucci. Alla battuta scadrà il tempo, parte la Piana, Volpe a chiudere in bellezza il primo supplementare. Si rimane sul 4 pari. Questa volta la Piana la porta alla centrata e come. Ha trovato un grande intervento di Volpe che sta salendo in cattedra. Già nel secondo tempo almeno 3 parate provvidenziali, poi anche nel corso del supplementare quella spaccata su Ingrassia, poi questa parata su punizione. Inversione di campo per gli ultimi 5 minuti di questa semifinale. Ricordo ancora una volta che ha 2 risultati su 3 il Villaurea, che ovviamente sta cercando di vincerla per chiudere il discorso, ma da fare grande attenzione ovviamente a Fuschi e al fatto di essere in bonus, anche se deve stare attento anche in Real Termini perché ha commesso 4 falli, non può star tranquillo. Intanto ultime raccomandazioni di Speciale e di Bertucci ai loro giocatori. Vediamo chi rientra nel Real Termini. Rientra Paesano, quindi riposo per Pollicino. Dall'altra parte Minnone, Scalavino, Ingrassia, la Barbera davanti ad Azzarello. Inizia il secondo tempo supplementare qui al Pala Don Bosco.
qualche minuto scopriremo chi passerà alla finale playoff del girone B del campionato nazionale juniores. La Barbera la controlla, non la tiene in campo. Damiani fronteggia la Barbera, lo evita, palla Basile. Basile fronte alla porta. Ancora contro Scalavino Basile, cerca i dribbling. Poi ricomincia da Fuschi che se la sistema. Serie di finte di Fuschi, poi ancora Basile. Gli libera lo spazio Fuschi col movimento, poi Minnone la porta via, subisce fallo. Quinto fallo anche per il Real Termini. Adesso ogni fischio manda tutti in lunetta, o meglio dal dischetto. 4-11. Minnone, la Barbera, palla per Ingrassia che viene incontro, la Barbera ancora, Scalavino pressato praticamente davanti alla linea di porta. Azzarello, Ingrassia, si gira, lo ferma Fuschi che poi controlla, Fuschi si defila, Minnone, un fallo laterale. (3:46) Fuschi, Basile, Fuschi va da Damiani adesso. Damiani se ne di finte, la Barbera se lo mangia e va, lo ferma però Damiani, tutto buono per l'arbitro. Basile, palla sul secondo palo, Paesano non arriva. La palla con il contagiri di Karim Basile. Fionda lungo con le mani, Azzarello, scontro ad alta quota, Fuschi Ingrassia, l'arbitro dice che è tutto ok per entrambi, adesso anche gesto di comprensione tra il pivot del Villaurea e il tuttofare del Real Termini Record. Che si attacca con Damiani, Scalavino la tiene, poi passa, tocco per Minnone, forse un po' arretrato, Damiani entra, tutto regolare, poi con l'ultimo dito del piede praticamente Minnone la recupera, Scalavino. Gli ultimi 3 minuti in corso, la Barbera per Ingrassia, si propone Minnone, Ingrassia temporeggia forse un po' troppo, si rifugia da Azzarello. Azzarello prova a premiare il suo pivot servendolo lungo, non arriva per pochi centimetri l'aggancio per andare in volata davanti a Volta. Damiani, Fuschi, cerca lungolinea, non trova però Damiani che recupera Paesano. Paesano passa a sbattere sulla Barbera, tutto buono. Non poteva di certo sparire in quel caso la Barbera che adesso manovra il pallone. Scalavino la perde. Crampi per Basile. Tanto minuti in questo finale per Guglielmini. Si rialza Basile. Anche la rimessa, 2:10 da giocare. Basile però a puntare Scalavino nonostante i crampi. Basile gliela mette fuori Scalavino. Tanto il ricorso al quinto, chiaramente il Real Termini non ha più nulla da perdere.
come quinto. Eccolo Purpura. Fuschi nuovamente con Purpura. Pressione di Minnone, Fuschi è costretto a indietreggiare. Purpura la recupera. Fuschi. Ingrassia. Fuschi. Basile. Ancora per Antonino Fuschi. Paesano. Cambia fronte e sbaglia. Guglielmini passa, steso da Fuschi. Tiro libero, rosso per Fuschi. Finisce dunque con anticipo la partita di quello che, a dispetto del risultato, è, parer mio, il migliore in campo di oggi. Arrivano anche abbracci attestati di stima da parte di quelli che fino alla sirena sono rivali, poi grande amicizia in questo ambiente. Ma intanto occhio, perché Guglielmini può porre la parola fine forse se trasforma questo tiro libero. 1 minuto 22 secondi alla fine. Guglielmini contro Volpe che è tornato in porta. Guglielmini, doppietta per lui, 5-4, e Villauria che forse vede scampare la paura grazie al gol del 5-4. 2 gol, entrambi pesantissimi oggi per Salvo Guglielmini, che aveva trovato il gol che aveva ribaltato la partita nel secondo tempo, il gol del momentaneo 3-2, e poi questo tiro libero pesantissimo. Deve anche recuperare in fiducia Guglielmini in questo finale. Sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco, con il Villauria che ormai ha le mani sulla qualificazione alla finale. È rimasto in campo Purpura, seppur non da quinto uomo ormai. Mossa che non ha portato alcun beneficio, perché sul mezzo possesso giocato col quinto uomo in realtà il Mini ha concesso il intanto Guglielmini, palla per Scalavino, cerca di cambiare fronte, toccato. ...37 secondi di messa al termine, ormai partita praticamente finita, anche se il Real Termini vuole rendere l'onore delle armi fino alla fine. Si possono soltanto battere le mani a questa squadra. Con 6 elementi è andata a 1 secondo dalla vittoria, non dimentichiamolo mai. La Piana evita l'intervento di Paesano, l'uscita di Volpe, Guglielmini, la respinta. Minnone evita l'intervento di Damiani, poi palla per Guglielmini, la sua olata non trova luce per il passaggio, la gestisce poi la Barbera. Ultimi secondi della partita, continua a pressare il Real Termini, ma arriva adesso il suono della sirena che porta il Villauria alla finale playoff della girone V del campionato nazionale juniores. Battuto uno straordinario Real Termini per 5-4, decide alla fine il tiro libero di Guglielmini, ma decisivo ancora di più il gol di Ingrassia allo scadere dei regolamentari. Vi ringraziamo per averci seguito, siete stati in tanti anche oggi. L'appuntamento per oggi pomeriggio Real Suttano Nicosia, prima categoria playoff. Poi per il proseguo della settimana vi daremo tutti gli appuntamenti da Sportisidi. È tutto.